Qui c'è l'impresa privata che investe, questo laboratorio è tutto frutto di investimenti privati importanti di alta tecnologia nell'ambito della ricerca e innovazione dell'agroalimentare. C'è una scuola tra le più prestigiose perché si è raccontata e ha raccolto i migliori docenti, la capacità di fare formazione nell'ambito della ricettività, della trasformazione, quindi della cucina, della sala, di un territorio, Valdobbiadene appunto, che vuole vendersi sempre di più e sempre meglio. Già Valdobbiadene è conosciuto nel mondo per il noto prosecco che ha battuto tutti i record, però noi possiamo avere ancora valore aggiunto e quindi bisogna portare qui la gente e far capire che le imprese troveranno innovazione, potranno fare ricerca, imprese che da sole non potrebbero avere gli investimenti per laboratori. I ragazzi si formeranno a scuola e ultimo passaggio, i lavoratori disoccupati che hanno perso il lavoro qui troveranno anche modo di formarsi per trovare nuova occupazione. Abbiamo inaugurato oggi il nostro nuovo laboratorio che punta a creare dei cibi che facciano bene, quindi dei cibi che non abbiano allergeni, dei cibi che vadano proprio a dare un buon gusto, cioè che siano buoni ma che allo stesso tempo aiutino il nostro sistema, il nostro corpo a sentirci bene, a vivere bene, quindi ad avere uno stile di vita sano aiutato anche dal cibo buono. Ho avuto un'esperienza a New York di 3 anni e mezzo dove ho avuto il piacere, perché è stata veramente un'esperienza di vita, di capire un altro mercato, di fare ricerche sul campo e di studiare quelli che sono i trend alimentari, quello che sarà il futuro proprio dell'alimentazione nel mondo, e sono ritornata a Valdobbiadene e ho detto: perché no? È giusto partire dalle proprie origini e valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio portando innovazione. Certo, il sistema duale vuol dire 3 giorni a scuola e 3 giorni al lavoro. Qui abbiamo una grande opportunità. I 3 giorni a scuola vengono fatti in questo laboratorio dove si studia il cibo di domani e quindi dove con l'aiuto dei tecnici e tecnologi alimentari innovativi i ragazzi possono vedere quale sarà il cibo che verrà sugli scaffali della grande distribuzione nei ristoranti di domani. Diciamo che è un laboratorio dove si prototipa prodotti alimentari nuovi, prodotti che vengono dapprima intercettati a livello di trend alimentari. Siamo collegati a un'agenzia che studia tutti i dati di mercato e noi cerchiamo di interpretarli in nuovi food, in nuovi prodotti, cercando ad esempio in questo periodo di togliere quello che è allergene e aggiungere quello che è funzionale, ad esempio. No, è stato un bel incontro con Giulia e Gian Antonio, perché io ero un po' tra virgolette orfano di laboratorio, cercavo un laboratorio e loro avevano questo sogno, questa idea di sviluppo dei prodotti e c'è stata questa sinergia che speriamo è un buon inizio, speriamo sia proficua e vada avanti al meglio.